Hanno messo a segno almeno 10 colpi in tutta la Marca, avvicinando anziani e anziane e scippandoli arrestati dai carabinieri, 2 giovani marocchini. Cambio di appalto per gli addetti ai prelievi del distretto sud della Marca. A Mogliano, mattinata di disagi, nuovo personale senza affiancamento. Ecco i risultati, dice la CGIL. Il problema rischia di ripresentarsi a Ponzano nei prossimi giorni. Ai disoccupati la bicicletta le serviva per cercare lavoro, ma le è stata rubata. La storia è l'appello della signora Amelia. Ridatemela, vi sembra poca cosa, ma ho fatto sacrifici per comprarla. Nuove regole sui contratti a termine, nuove regole sulle delocalizzazioni, il costo del lavoro. Confindustria Veneto attacca frontalmente il decreto dignità del governo, porterà, dice Matteo Zoppas, a nuova disoccupazione. Vendita di cannabis light, Forza Italia del Veneto chiede al governo di chiudere gli esercizi commerciali moltiplicatisi in questi mesi in tutto il territorio, anche della Marca. Alla base aeronautica di Strana, l'incremento di un nuovo gruppo di velivoli cacciabombardieri, l'annuncio oggi al cambio dei vertici con l'arrivo del nuovo comandante del 51esimo Stormo. 6 appuntamenti di musica e suggestione tra le note di grandi artisti, presentata la 4ª edizione di Castelfranco Jazz Festival, che si avvale della collaborazione del Conservatorio Stefani. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre con la cronaca e con l'operazione che ha consentito ai carabinieri di Montebelluna di bloccare l'attività criminale di 2 scippatori seriali che prendevano di mira anziane. Almeno 10 colpi in diverse località della Marca trevigiane, appunto ai danni di anziane e di anziani. 10 scippi messi a segno tra l'agosto dell'anno scorso e aprile di quest'anno, 8 quelli compiuti durante il 2017, 2 nella primavera 2018, con una pausa durante i mesi più freddi perché le vittime designate tra i 75 e i 90 anni escono meno nel periodo invernale e soprattutto perché a causa dell'abbigliamento pesante sarebbe stato più difficile raggiungere l'obiettivo dei colpi, collanine d'oro. Secondo i carabinieri di Montebelluna, gli autori dei colpi sarebbero 2 giovani cittadini marocchini di 24 e 27 anni, residenti a Crocetta e a Possagno, con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. I 2, secondo quanto ricostruito, entravano in azioni in coppia o da soli, in zone abbastanza isolate e senza la copertura di sistemi di videosorveglianza, intorno all'ora di pranzo. Intercettavano la vittima di turno e poi agivano. Anche con la scusa di chiedere un'informazione per poi cogliere il momento opportuno per scippare la collanina dal collo. In altre occasioni direttamente, evidentemente per loro le condizioni erano favorevoli, scippavano direttamente la collanina e scappavano via. Per allontanarsi usavano un ciclomotore o un'auto. L'area di azione dei 2 è l'Alto Trevigiano, tra i comuni di Pederobba, Loria, San Zenone degli Azzerini, Cavaso del Tomba, Possagno. Fortunatamente, nonostante la rapidità dello scippo e l'elevata età delle vittime, nessuno è rimasto gravemente ferito. Fortunatamente, ha detto bene, nessuno si è fatto male, tranne qualche piccolo livido, qualche ammaccatura, ma è andata veramente bene, nessuna vittima ha riportato lesioni particolari. Tra la popolazione più anziana nei comuni interessati dagli scippi è cresciuto nel tempo un senso diffuso di paura e insicurezza. I carabinieri di Montebelluna, dopo una lunga e articolata indagine, incrociando più elementi, sono riusciti a risalire ai 2 marocchini già noti alle forze dell'ordine, ora in carcere a Santa Bona. L'operazione rientra in una più ampia attività di tutela delle fasce più deboli come gli anziani. Con l'attività quotidiana anche di prevenzione, di informazione su questo genere di reati che possono subire, ma soprattutto nel momento in cui si verificano, con una risposta adeguata. E dai veri carabinieri ai finti carabinieri, quelli che hanno tentato di estorcere denaro ancora una volta ad anziani per una truffa vera e propria, anzi 2 truffe segnalate in questi giorni. Il modus operandi simile a tante altre truffe messe a segno ai danni di anziani. Questa volta nel mirino sono finite 2 donne di 88 e 72 anni. Entrambe ieri mattina ricevono al telefono di casa la chiamata di un sedicente carabiniere. Alla prima anziana residente in centro a Treviso il falso militare dice che in comando c'è il nipote multato in seguito ad un incidente e che erano necessari 4.000 euro per lasciare andare l'uomo. L'88enne però capisce che sotto c'è qualcosa e chiama la polizia. Una volata
volante giunge a casa della donna evitando che questa consegni la somma ai truffatori. Passano un paio d'ore, cambia la vittima e la richiesta. Questa volta infatti un finto maresciallo dei carabinieri di Jesolo racconta che il nipote dell'anziana è stato trattenuto in caserma perché inadempiente con il pagamento di 2 rate dell'assicurazione per un totale di 3.500 euro. Una messa in scena studiata nei minimi dettagli, al punto che la cornetta viene passata ad un sedicente legale del figlio che la invita a raccogliere e a consegnare il denaro. La donna però spiega che visto l'ora la banca sarebbe stata chiusa e non sarebbe riuscita a prelevare la somma richiesta. A quel punto il falso avvocato le dice di recuperare l'oro presente in casa e che sarebbe passato lui stesso a ritirarlo. Infatti poco dopo al campanello del 62enne suona il presunto avvocato, ma questa velocità insospettisce la donna che chiama il figlio che la rassicura dicendole di essere al mare con la famiglia. A quel punto l'uomo, temendo che la vittima stesse chiamando la polizia, scappa. In pochi minuti arrivano gli agenti delle volanti e della squadra mobile che ora stanno indagando per rintracciare i responsabili delle truffe. Può sembrare poca cosa il furto di una bicicletta, abbiamo sentito di razzie di gioielli, ma per la signora Amelia di Treviso quella bicicletta serviva per cercare lavoro, lei che nonostante la non più giovane età è disoccupata. Allora sentiamo la sua storia. Qualcuno ha fatto qualche bravata. La definisce così, una bravata, ma una bravata dal sapore amarissimo. La signora Amelia Volpato abita in questo condominio a Treviso ed era solita parcheggiare la bicicletta appoggiandola al muro, all'interno della recinzione. Ma ieri qualcuno ha scavalcato il cancello e gliel'ha rubata. Dov'era la bicicletta? Qua sotto, parcheggiata qua sotto. Qualcuno è entrato, si è preso la mia bicicletta. Ora si sa che il furto di una bicicletta si colloca nella parte bassa della classifica dei reati, invisibile o quasi tra le notizie di cronaca. Ma questo solo perché la classifica non viene mai stilata dal derubato di turno. E la signora Amelia, dopo la denuncia ai vigili, ha preso il telefono e ha chiamato Antenna 3 per dire una cosa tanto ovvia quanto giusta: rivoglio la mia bici. E non tanto per il valore in sé dell'oggetto, quanto per la sua storia e per la fatica fatta a suo tempo, 12 anni fa, per comprarla. La bici le serviva per andare a lavorare a paese. Ne trovò una per appena 90 euro. Appena si fa per dire, e infatti fu costretta a pagarla a rate. Gli ho detto, però i soldi subito non ce li ho. Ok, la devo fermare. Quanti soldi vuoi per fermarla? 10 euro. Io l'ho fermata per 10 euro. E lui me l'ha tenuta ferma, me l'ha sistemata, tutto quanto, fino a quando io non gli ho portato tutti i soldi del costo della bicicletta. Perciò questa bicicletta per me ha un valore simbolico. Quel lavoro non c'è più e ora nemmeno la bici, venendo così a mancare anche l'unico mezzo di trasporto per girare gli uffici alla ricerca di un nuovo impiego. Di qui l'accorato appello: chiunque sappia qualcosa, e magari lo stesso ladro sia in ascolto, restituisca quella bici rossa con il cestino nero. Allora ragazzi, per piacere ridatemi la mia bicicletta, perché a me serve veramente per andare a lavorare, non serve per capriccio, cioè è una questione di principio, non si toccano le cose degli altri. Adesso a Vedelago per una storia terribile che purtroppo ha coinvolto una ragazza che era coinvolta in un progetto di alternanza scuola-lavoro, una stagista che si è trovata molestata dal suo tutor. Troppe attenzioni trasformate in molestie e così il dipendente della banca passa dallo sportello al licenziamento perché le sue mire verso una giovane stagista erano passate oltre. Accade in un istituto di credito di Vedelago quando la ragazza presenta una denuncia precisa, ricca di particolari. Era stata accolta nei mesi scorsi nella banca all'interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro, ma il suo primissimo impatto con il nuovo mondo è stato traumatico. Il suo tutor infatti ha cominciato con allusioni, ammiccamenti fino a insistenti proposte diventate insopportabili. Prima indecisa e impaurita dalle conseguenze, poi risoluta a raccontare tutto il disagio, prima a casa, poi ai carabinieri. Inequivocabili le loro indagini, tanto da spingere il Consiglio di amministrazione, preso atto della vicenda, ad avviare l'azione disciplinare che prevede il licenziamento. Momenti di apprensione nel pomeriggio a Loria per una bimba di 7 anni che cadendo dalla biciclettina è rimasta seriamente ferita dalla leva del freno penetrata nella sua gamba. La piccola è stata soccorsa ovviamente dai familiari
che hanno chiamato i sanitari del SUE, ma anche i vigili del fuoco hanno dato una mano per estrarre la leva del freno e la bambina è stata portata in ospedale. Fortunatamente le sue ferite sono serie ma non preoccupanti. Adesso invece parliamo di sanità e parliamo di code e disagi che sono stati registrati questa mattina al distretto sanitario di Mogliano per i prelievi, appunto nel distretto sanitario. Cerchiamo di capire perché e cosa è successo nel prossimo servizio. Chi questa mattina è arrivato nel distretto sanitario di Mogliano per un prelievo ha dovuto armarsi di tanta pazienza, con attese per il proprio turno anche di un'ora e mezza. Questo potrebbe essere stato in parte dovuto alle nuove modalità di accesso che, come anticipatamente segnalato sul sito dell'USL 2, prevedono dal 19 giugno dalle 7 alle 7:20 i prelievi prenotati e successivamente quelli ad accesso diretto. E in parte sarebbe da ricondurre al nuovo personale impiegato per i prelievi, subentrato in seguito alla gara d'appalto. In realtà il cambio d'appalto è avvenuto con la data del 1° luglio 2018, quindi in realtà la nuova azienda ha cominciato a lavorare già da lunedì. Io premetto che non sono stata al tavolo di quella trattativa, perché in realtà i lavoratori hanno chiaramente giustamente dato mandato ad altre organizzazioni sindacali, ma so che insomma è avvenuto un accordo di passaggio con delle garanzie per i lavoratori. Anche al sindacato sono arrivate segnalazioni dei disagi registrati in mattinata al distretto di Mogliano, dicendomi che stamattina le code e i tempi di attesa hanno raggiunto abbastanza, tempi abbastanza importanti. Io credo, da come insomma ho provato a fare anche un ragionamento, che questo cambio d'appalto ha dato il via anche a nuove assunzioni e quindi credo che il personale addetto presso il punto di Mogliano sia tutto personale nuovo, affiancato, e quindi stamattina le code, insomma i disagi per la cittadinanza ci sono stati. La CGIL ora sta monitorando la situazione anche negli altri distretti dell'ex ULS 9. Grandi problemi non ce ne sono stati, stiamo attendendo che cosa succederà tra giovedì e venerdì presso il distretto di Ponzano, dove ci sarà l'accesso diretto e pare che ci sia l'inserimento di nuovo personale. L'economia adesso, che il decreto dignità non piaccia alle categorie, lo sappiamo bene, abbiamo già raccontato nei giorni scorsi con gli attacchi di Confcommercio. Oggi è arrivato anche il carico da 90, chiamiamolo così, l'attacco diretto da parte del presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma il decreto proposto, mentre apparentemente difende il lavoro, di fatto indirettamente crea i presupposti che, portando molte aziende a chiudere, produrranno più disoccupazione di quanto il protezionismo possa tutelare. Queste le parole di Zoppas, che continua: non siamo ancora usciti dalla crisi e vi è un numero enorme di aziende in bilico che con questo decreto avranno un cappio al collo, sarà solo questione di tempo. Sono le imprese, ricorda Zoppas, che creano lavoro ed è un errore in questo momento aumentare il costo dei contratti a termine, irrigidendo le regole, riaccendendo la spirale dei contenziosi. Il risultato sarà di avere meno lavoro e non meno precarietà. Queste le parole dure di Zoppas, il presidente di Confindustria. Chi invece guarda al nuovo governo, alle mosse del nuovo governo da un altro punto di vista sul fronte della riorganizzazione degli enti, è la provincia di Treviso, che tira un po' le somme di un'annata da incubo, quella del 2017, un'annata di crisi iniziata, ma che forse trova qualche spiraglio di speranza. Sentiamo il presidente della provincia. Io credo che abbiamo toccato il fondo. Il presidente della provincia Stefano Marcon lancia l'allarme. Con la riforma delle province l'ente ha continuato a occuparsi di edilizia scolastica, tutela e valorizzazione dell'ambiente, trasporti e strade provinciali, senza però gli aiuti economici che una volta si avevano dal governo. Tanti incarichi sarebbero dovuti passare ai comuni, ma le cose sono andate a rilento e di fatto le competenze delle province sono rimaste molto simili a quelle prima della riforma. L'obiettivo per le province è puntare al cambiamento con il nuovo governo. Abbiamo molte aspettative dal nuovo governo. È stata fatta la settimana scorsa a Bergamo una riunione tra tutti i presidenti di provincia italiani. La proposta è quella di andare a vedere
rivedere la governance, ripeto, sistemare la questione di carattere economico, armonizzare le scadenze e far sì che torni tutto come era prima. Talvolta per andare avanti bisogna saper fare anche un passo indietro. Io credo che questa sia la strada che debbono percorrere chi prenderà per mano la questione delle province. Con la riforma del Rio i tagli ai fondi sono arrivati, però molto prima del riordino deciso dal governo, e questo ha causato diversi problemi. La frana sul Grappa è un caso emblematico. Cioè è un ente come quello della provincia che debba in qualche modo raschiare il fondo per recuperare 25.000 euro significa aver toccato il fondo anche in termini di umiliazione. E a proposito di riorganizzazione degli enti, se ne parla da qualche tempo tra i municipi attorno a Treviso. Dopo il flop di Terra Alta Veneta, Villorba ci riprova con la fusione tra comuni. Ci sarebbe intesa non solo con Povegliano, come l'altra volta, ma anche con Ponzano e con Spresiano. Se le idee sono buone poi camminano anche con le loro gambe e quindi questo non può che farmi piacere riprendere l'argomento. Fusioni tra comuni, a distanza di 2 anni Villorba ci riprova e lo fa con Povegliano come nel 2016 ma anche con Ponzano e Spresiano. Un super comune da 50.000 abitanti, che significa più peso in regione e non solo per servizi e fondi pubblici. L'idea c'è e sarebbe stata discussa attorno a più pizze tra i sindaci, ma Serena, dopo la bastonata del referendum su Terra Alta, che non ha nemmeno raggiunto il quorum, ci va con i piedi di piombo, ma con una chiara considerazione di base. E oggi non c'è più bisogno di avere un comune ogni 3 km, ogni 4 km, non è più la realtà italiana di fine 800. Ma Serena va oltre nel concetto di accorpamento dei municipi, annunciando che Villorba è già pronta alla sfida del 2019, quando per fare i documenti non occorrerà più recarsi all'anagrafe del proprio comune. Quella dell'anagrafe unica nazionale, per cui qualunque cittadino potrà andare nello sportello comunale dove vuole, e quindi il comune che avrà organizzato meglio i propri servizi offrirà un orario di apertura più ampio e un parcheggio più comodo rispetto al comune vicino, accoglierà anche cittadini provenienti da altri comuni. Abbiamo visto in questi mesi, abbiamo parlato dei negozi che vendono cannabis light, canapa light, l'apertura anche qualche mese fa in pieno centro a Treviso. Poi c'è stato qualche settimana fa il parere del Consiglio Superiore della Sanità, che ha appunto dato un parere lanciando un allarme sulla pericolosità anche per quanto riguarda la canapa light a basso principio attivo. Oggi arriva la crociata di Forza Italia, il gruppo regionale di Forza Italia, che chiede al governo di chiudere questi negozi. Quella di oggi è una dichiarazione di guerra che vogliamo fare a tutti quei negozi e a quella norma che in qualche modo permette o fa filtrare l'idea che esista anche una canapa ricreativa, una canapa che non fa male. La droga è tutta merda. Forza Italia dichiara guerra ai cannabis store, supportata dall'ex senatore Carlo Giovanardi, noto per le sue crociate antidroga. Perché di droga si parla, sostengono gli azzurri in regione, nonostante il basso contenuto di principio attivo nei prodotti distribuiti da questi negozi in modo assolutamente legale. È una droga, allora noi non possiamo non essere coerenti, e se diciamo che ai ragazzi nelle scuole, nelle nostre manifestazioni varie, come regione siamo molto impegnati nella prevenzione, nel dire che le droghe fanno male, noi dobbiamo essere molto duri nei confronti di questi negozi. La droga non è pesante o leggera, la droga non si pesa, sostiene la tossicologa Elisabetta Bertol. In una dose di cosiddetta cannabis light allo 0,6% è presente comunque un principio attivo che ne fa una dose a tutti gli effetti, ma non è tutto. I vari prodotti in vendita nei negozi possono essere estratti in maniera molto semplice, internet guida in tutto questo, e possono essere estratti e per ottenere una resina o un concentrato comunque di tetraidrocannabinolo molto molto elevato, con grande facilità in mezz'ora in casa propria. Chiediamo quindi al governo di attivarsi, invocano i forzisti, per vietare la libera vendita di cannabis light e dei prodotti derivati, settore pericoloso in proliferazione, con 422 negozi presenti in Italia ed almeno uno in ogni capoluogo di provincia del Veneto. Bisogna ricominciare con l'educazione, con la prevenzione, con un'attività capillare nelle scuole, nelle famiglie, nelle parrocchie, dappertutto. Però bisogna anche incominciare chiudendo quei negozi che stanno diffondendo in tutta Italia la cultura della cannabis e lanciano un messaggio equivoco ai giovani. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria.
Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, per parlare dell'allerta meteo lanciata per le prossime ore dalla Protezione Civile regionale in base alle previsioni di ARPAV, con un Veneto interessato nelle prossime ore fino a domani sera da rovesci e temporali sparsi con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Per questo è stato lanciato un avviso di criticità idrogeologica e idraulica in caso di temporali forti per possibili disagi al sistema fognario lungo la rete idrografica minore e fenomeni franosi superficiali sui versanti, la possibilità di innesco di colate rapide, specie nelle zone dell'Alto Piave, della Pedemontana, dell'Alto Brenta Bacchiglione e Alpone, anche nella zona ovviamente della Marca Trevigiana e ovviamente anche poi allargando il raggio nel Bellunese, il territorio di Borca di Cadore, dove sappiamo c'è in atto una frana. Dunque questo è un nuovo ribaltamento del tempo dopo il caldo di questi giorni che interesserà domani. Adesso invece andiamo a Istrana, dove questa mattina all'aeroporto militare c'è stata la cerimonia per il cambio al vertice del 51esimo stormo e anche l'annuncio degli arrivi di nuovi caccia Eurofighter per combattere anche il terrorismo. La stretta di mano suggella il cambio del vertice al 51esimo stormo dell'aeronautica militare tra il colonnello pilota David Morpurgo e il nuovo comandante, il colonnello pilota Massimiliano Pasqua. Il colonnello Morpurgo, visibilmente commosso, lascia ufficialmente il comando dopo 2 anni di intenso lavoro. Dal punto di vista personale è l'esperienza di comando per eccellenza, non ci sarà forse mai più un'esperienza così importante di comando degli uomini. Molte sono state le attività svolte in questi 2 anni, dalla predisposizione per la costituzione del gruppo al continuo operare nei territori iracheni contro il sedicente Stato islamico. Ricordo tutto il contributo dato alla Protezione Civile durante il sisma che purtroppo ha colpito il centro Italia, dove le operazioni di ricognizione del 51esimo stormo sono state tempestive. Alla cerimonia di avvicendamento non poteva mancare il comandante e le forze da combattimento, generale di divisione aerea Silvano Frigerio. Sul palco d'onore presenti numerose autorità militari e locali, dei labari, delle associazioni combattentistiche ed arma, oltre naturalmente allo schieramento del personale militare e civile dello stormo. A Istrana, una delle più importanti basi militari del Veneto, è in programma un ampliamento con l'incremento di un nuovo gruppo di velivoli caccia bombardieri. A ribadirlo il generale Frigerio. Il 51esimo stormo verrà potenziato con l'arrivo dei nuovi caccia Eurofighter con compiti di difesa aerea. Anche per il futuro sarà una base di punta della Forza Armata, in particolare dall'inizio dell'anno qui opera una cellula di velivoli Eurofighter e dentro la fine dell'anno questa cellula diventerà un gruppo operativo della Forza Armata che andrà a incrementare appunto il contributo che l'aeronautica militare dell'intero Paese dà alla difesa aerea nazionale e alla difesa aerea della NATO. Per il colonnello Pasqua il comando del 51esimo stormo ha un significato particolare. Sono davvero molto orgoglioso di essere il comandante del 51, orgoglioso di comandare uno stormo molto importante, così prestigioso per l'aeronautica e, come ho detto, una risorsa non solo per l'aeronautica militare ma anche per il Paese. E adesso da Istrana a Castelfranco, dove è tutto pronto per il Castelfranco Jazz Festival. Per 5 giorni e 5 sere la colonna sonora di Castelfranco sarà dominata dal grande jazz. Torna infatti il Castelfranco Jazz Festival al suo 4º anno di vita, ma già grande per qualità e partecipazione. Si parte mercoledì 11 luglio ed è una partenza col botto, con artisti del calibro di Rosario Bonaccorso e Stefano Di Battista. Si finisce domenica 15 luglio con Mauro Tolini ed il suo trio campato in aria. In mezzo Silvia Donati e il Serrito High School in collaborazione con Veneto Jazz e l'esibizione della Big Band Stefani, diretta da Gianluca Carollo e formata dai migliori allievi del Conservatorio Stefani di Castelfranco, animatore e organizzatore del festival assieme a Comune e Provincia. Il Conservatorio di Castelfranco Veneto è Università della Musica, è l'Istituto Superiore degli Studi Musicali, così definito dalla legge, che ci vede a tutti gli effetti paralleli a quello che è il mondo universitario. Amore per la musica che è tutt'uno con l'insegnamento della musica stessa,
Ad ogni concerto infatti sono abbinate delle masterclass tenute dagli stessi artisti che poi si esibiranno la sera, perché questa sarà pure l'era della musica vista e ascoltata su YouTube, ma dal vivo è tutta un'altra cosa. Un conto è andare a vedere un concerto dal vivo, e un conto è vederlo su YouTube o ascoltarlo o vederlo su un video, è totalmente diverso. Ai concerti vengono sempre abbinate delle masterclass, che è un po' l'arma vincente del nostro festival, che è in continua crescita sia come qualità che come scelta di artisti. Ritmi che si diffonderanno non solo dal teatro accademico, ma lungo le strade, nei bar e nelle osterie del centro, per portare a tutti il singolare rincorrersi di musica e canto tipico del jazz. Il canto poi è strettamente collegato con il jazz, e diciamo che i musicisti cercano di imitare i cantanti e i cantanti cercano di imitare gli strumentisti, quindi il canto è fondamentale. Poi abbiamo moltissimi allievi di canto al conservatorio, circa 25 solo di canto. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 fra pochissimo, tanti gli argomenti a partire dalla Cassazione che chiede, che esige il sequestro di 49 milioni di euro dalle casse della Lega Nord, dunque la polemica che si abbatte sul carroccio al governo, ma ci sono anche tanti altri argomenti, ovviamente le categorie economiche contro il decreto dignità e non solo. Ne parliamo con Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, e Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico in Regione. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo in prevalenza buono, ma con qualche disturbo, specie al pomeriggio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo nella prima parte della giornata, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche occasionale temporale sul Bellunese e inoltre sui monti del Vicentino. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 33 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Tanto sole al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Dal pomeriggio peggiorerà con rovesci frequenti, tuttavia qualche spazio soleggiato in più sarà possibile sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento nella prima parte della giornata, ma anche in questo caso nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità, con qualche acquazzone possibile un po' ovunque sulla nostra regione. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.